Basta questa tabella per capire qual è la situazione idrogeologica del Veneto. A proiettarla il direttore dei consorzi di bonifica di tutta la regione durante il Festival dell'Acqua di Merano. Più 109 ettari in provincia di Venezia, che aumentano a 119 nella Marca, toccando i 123 ettari nel Padovano. Dati sconcertanti se teniamo conto che il Veneto, il 6 luglio del 2017, quindi 4 anni prima di questi risultati, è tra le prime regioni ad aver approvato una legge che impone, o meglio avrebbe dovuto imporre, il consumo zero del suolo, concedendo solo la rigenerazione edilizia. In pratica, a saldo zero si dovrebbe poter costruire su nuove aree solo se a pari metratura viene riportato a terreno un identico spazio cementificato. Cosa che evidentemente non avviene stando ai dati dei consorzi di bonifica che, va ricordato, calcolano proprio sulle metrature edificate i contributi richiesti dai cittadini, tasse fondamentali per finanziare nuove opere, perché come ha sottolineato nella sua relazione il direttore regionale di Ambi, cemento e cambiamento climatico stanno mettendo a dura prova l'intero sistema idrico del Veneto. È inevitabile che le cause che ne derivano sono devastanti. E questo non è fare terrorismo psicologico, è leggere la realtà di fatti. Nelle aree dove oggi abbiamo gli impianti idrovori che sollevano le acque, perché un tempo c'era la palude, c'erano gli allagamenti, 70.000 ettari di cemento. Abbiamo costruito quasi il 20% della superficie, l'abbiamo trasformata in cemento, dove teoricamente non dovevamo costruire, perché siamo in un'area ad alto rischio idrogeologico. Ecco, questo se non mettiamo in piedi un periodo di rigenerazione importante, il rischio è che andremo alla rincorsa sempre di un cambiamento climatico che forse correrà più di noi.